Ciao! Sapevate che il gemonese Gino Peressutti, l'architetto di Cinecittà, prima di partire per Padova e poi per Roma, ha affidato alla nostra e sua Gemona il suo primo progetto, la sua prima realizzazione? È Casa della Marina, in via Vini, davanti al Duomo. Pensate, era giovanissimo quando l'ha progettata.
e ci lascia un'importante testimonianza del legame che nel primo Novecento c'era a Gemona tra formazione e lavoro. Veramente? Ma perché questo legame? Che scuola ha frequentato? La Scuola d'Arte e Mestieri, fondata a Gemona nel 1863. Una scuola che allo studio affiancava l'attività pratica dell'impresa edile di Giambattista della Marina. È stato proprio questo impresario ad affidare a Peressutti il progetto gemonese e poi a commissionargli gli importanti incarichi padovani tra il 1904 e il 1905, quando aveva solo 21 anni. Io so che a Padova ha ottenuto tanti altri lavori da doversi trasferire lì nel 1915. Chissà se andandosene dal Friuli mantenne i rapporti con Gemona. Il filo che lega Peressutti da Gemona a Padova non gli ha fatto dimenticare la sua città d'origine. A Gemona, infatti, continuò a disegnare alcuni mobili per la ditta Fantoni. E anche qui da noi non lo dimenticarono. Quei mobili furono esposti alla Mostra di Udine del 1926 e all'Esposizione Artistica Agricola Industriale di Gemona nel 1931. Peressutti quindi lavorò a Gemona, Padova, in altre città e a Roma. Ma qual è il suo più grande progetto, il capolavoro per il quale merita di essere ricordato in Italia e nel mondo? Cinecittà, la città cinematografica più grande d'Europa, che ha segnato lo sviluppo del cinema italiano e non solo. È lo straordinario complesso industriale, ammirato dagli americani e amato dai grandi registi italiani. Primo, fra tutti, Federico Fellini, vero portavoce della straordinarietà di Cinecittà. Pensate che quando gli chiedevano in quale città vorresti vivere, lui rispondeva a Cinecittà. Ma ancora oggi, purtroppo, pochi sanno che l'ideatore di questo efficiente complesso industriale è proprio il nostro grande architetto gemonese. Hai proprio ragione. Peressutti è stato dimenticato per 70 anni, ma poi riscoperto nel 2010, sia a Gemona sia a Roma, grazie alla mostra curata della Cineteca del Friuli e all'esposizione del suo progetto nel percorso espositivo di Cinecittà. A questo punto noi studenti gemonesi vogliamo saperne di più. Vogliamo scoprire le caratteristiche del suo progetto, le scelte di Peressutti che ancora oggi fanno di Cinecittà un complesso super funzionale. Ho sentito dire che negli anni 20 del Novecento c'era un periodo difficile in Italia per il cinema. Cosa stava succedendo? Ma da quello che so si producevano pochi film di bassa qualità. E qualcuno fece qualcosa per cambiare questa situazione? Mussolini con l'Istituto Luce promosse i cinegiornali, poi capì che anche i film potevano servire a ciò come strumento propagandistico. Ma e quindi ha aumentato la produzione dei film? Sì, anche perché quelli esteri non potevano più circolare.
Fu allora che vennero realizzate pellicole come Vecchia Guardia, Lo Squadrone Bianco e Scipione l'Africano, il primo colossal storico girato a Cinecittà? Sì, anche se non ebbero molto successo. Infatti poi si produssero film leggeri, tipo commedie, i cosiddetti telefoni bianchi. E quando l'Italia entrò in guerra cambiò qualcosa? Fu incentivata ancora di più la produzione di film e furono prodotti film più realisti da registi giovani. Ho sentito parlare tanto anche del film Ossessione, che mi pare sia uscito nel 1943. Si andò oltre alla cinematografia fascista, tanto che poi la pellicola venne anche ritirata. Quanta storia! Fortuna che le vecchie pellicole si possono analizzare e ripristinare in questo laboratorio analogico. Quanta storia, sì, ma dobbiamo portarcela nel futuro. Non poteva quindi mancare il laboratorio digitale. E nemmeno l'archivio pellicole. Cavolo che freddo, solo 4 gradi. Ma chi l'ha pensata Cinecittà? Un giornalista italiano che aveva visitato Hollywood capì che per produrre film era necessario riorganizzare il sistema cinematografico. Così, per le necessità del regime, agli inizi del 1936 venne posata la prima pietra e realizzarono gli studi in tempo record, tipo 15 mesi o una cosa così. Oddio, ma in così poco tempo? Beh, pensa che l'opera di Peresutti ancora oggi è considerata un esempio di architettura funzionale perché è semplice, elementare e ha una sua riconoscibilità. Ma voi, per caso, sapete da dove Peresutti ha preso spunto per il suo progetto? Da quello che so, ha visitato diversi stabilimenti in Europa, in Francia, Germania e Inghilterra, e ha capito che non potevano essere un esempio. E allora che idea ha avuto? Ha avuto l'idea originale di studiare la disposizione degli edifici partendo da un nucleo di base, con gli uffici e la direzione, e poi abbinando i teatri di posa a 2 a 2. Non solo, ma ha anche puntato sul fatto che in Italia il clima favorevole dava la possibilità di utilizzare gli spazi esterni per le riprese. Ma come fate a sapere tutte queste cose su Cinecittà? Sai, il mondo del cinema ci affascina e ci piacerebbe visitarla, quindi abbiamo cercato un po' di info. Guarda che bello questo album. Beh, ci sono le opere di Peresutti. Pensa, le ha donate al sindaco nel 1908. Ma sapete che secondo me Cinecittà e il Colosseo non sono così tanto diversi? Scusa, il Colosseo è solo un monumento, mentre Cinecittà funziona a pieno ritmo e tu mi stai dicendo che si assomigliano. Beh, sono entrambi luoghi legati allo spettacolo. Nel Colosseo lo spettacolo era in diretta e le morti erano reali. Invece a Cinecittà ci sono gli effetti speciali. Capisci il mio ragionamento? Ah, adesso ho capito. Ma verrà ricordato solo per quello? Ma no, dai, anche per come venivano utilizzati gli spazi esterni, per come sono posizionati gli studi di ripresa e perché si possono utilizzare più strutture contemporaneamente, realizzando grandi economie e garantendo produttività. Insomma, Cinecittà fa rima con versatilità. Beh, Peresutti ha avuto un'idea davvero geniale. Certo,
C'è da chiedersi perché, a differenza di altri progetti di architettura industriale, Cinecittà sia rimasta pressoché la stessa. Sai, alcuni paesi europei dopo la prima guerra mondiale si lasciarono influenzare dalle dittature e dal nazionalismo. Ciò accade in Italia, ma anche in Germania e in Spagna. Ma è terribile, come si fa a convincere un intero paese che le idee di un capo sono quelle giuste? Beh, ad esempio attraverso l'utilizzo di linguaggi importanti come l'architettura o il cinema. Vero, gli edifici, le strutture, gli archi, tutto così esagerato, perfino i caratteri delle iscrizioni. Ma perché? Palese, un regime ha bisogno di comunicare la sua grandezza. Vale per Mussolini, ma anche per Hitler e Stalin. E il cinema cosa c'entra? Beh, il cinema influenza fortemente la gente attraverso le sue immagini, ma anche la sua musica. Ma non sarà che la società di massa ha bisogno di essere indirizzata? Peressutti è un vero friulano. In che senso? Gli piace il frico? Che voglia di frico. Comunque no, lavorava molto, era preparato e strageniale, ma non lo faceva vedere. È un ottimo profilo per i burocrati di Roma. Che vorresti dire? Un dittatore ama circondarsi di persone che non gli fanno ombra. Peressutti era molto innovativo e il suo lavoro molto sorprendente. Ah, ho capito. Non è uno che sgomita per essere il primo o il solito sburrone. Non avrebbe mai voluto stare sotto i riflettori, un po' come me, insomma. Proprio quello che cercavo di dirvi. La fortuna di Peressutti paradossalmente è stata quella di fare carriera senza volerla fare. Guardate un po' qua, l'ingresso di Cinecittà, mi pare di averlo già visto da qualche altra parte, non trovate? Sincera un po' sì, a me ricorda l'Università di Trieste, progettata sul modello di altare di Pergamo. Oddio, ma sembra anche l'ossario di Re di Puglia. Simmetrico, squadrato, essenziale. Direi quasi razionale. È come se si volesse rispecchiare l'ordine e la visione del mondo del fascismo, l'ispirazione a un modello classico che è capace di comunicare l'idea stessa della potenza e della stabilità. Eh sì, è vero, osservate la planimetria, ricorda quello di un accampamento romano, molto geometrico, sembra di riconoscere il Cardo e il Decumano. È pur sempre una piccola città destinata a essere abitata da un modello di società ideale, come registi, scenografi, attori e comparse. Hai ragione, è una città in cui far vivere il sogno fascista. Come abbiamo già detto, Peressutti era un esempio di genialità ed è riuscito nel suo intento rendendo le strutture cinematografiche molto funzionali. Ha lavorato così bene che la città del cinema, così come l'aveva progettata lui, ancora oggi è innovativa ed efficace. Una città che incanta, come la testa della Venusia, che ci dà il benvenuto davanti alla palazzina Fellini. È riuscito a lasciarci uno strumento di estrema modernità. Sembra che cercasse di allontanarsi dallo stereotipo friulano, molto rigido e introverso. Ha creato la macchina dei sogni.